abbiamo finalmente, possiamo finalmente andare a spacchettare, due giocatori del pacchetto dei giocatori speciali del Napoli per lo scudetto. Abbiamo anche dei contratti mirati, ma eccoli qua, ma onestamente non ci frega un cazzo. Ok. Eccoli qua, finalmente ci è uscito Meret la prima volta, spero che non mi esca di nuovo, porca troia. Andiamo a vedere subito il primo giocatore che ci capita tra le mani. Vediamo. Ma va? Ma figurati. Ed è Lobotka. Lobotka mi serviva in mezzo al campo. Mi serviva Lobo in mezzo al campo. Mi serviva proprio Lobo in mezzo al campo. Quindi top. Lobotka top. In mezzo al campo Lobotka top. Perfetto, continua. Andiamoci a vedere il secondo. Vediamo. Dai ragazzi, dai. Chi è? Vittorio Osimhen! Dai cazzo, Victor Osimhen! Dai cazzo, ok. Perfetto, perfetto. Ce li potenziamo per un secondo e poi stacchiamo. Bene così, vediamo la mia squadra, giocatori, vediamo Osimhen a che livello mi arriva. Allora, allenamento abilità no. Progresso giocatore. Allora abbiamo, qua potrei anche lasciarlo così, quindi, ma io gli devo da prima, è deficiente. Aumento di livello, perfetto, gliene do un paio. Qua, ok. Ecco qua. Via allenamento. Perfetto. Progresso giocatore, statistiche giocatore 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4. Ok, la difesa no. Il tiro chiaramente. Arriva a 93. Ok. E poi anche Lobo. Il Lobo penso al 99,9% lo andiamo sicuramente a sostituire. Ok. Forse è meglio così. Ah, ma io non ho migliorato i contrasti, aspetta però. Teniamoci un punto alla destrezza, ne andiamo un altro in difesa, altri due in difesa.
Sì, un po' i contrasti da migliorare, forse togliere un altro passaggio, no, per il passaggio mi va bene a 90. Il tiro, tanto il tiro non ce ne frega niente. Tolgo 2 al tiro e gliene do 2 altri 2 in difesa. Ah no, in questo non lo so. E lo vedo un altro al tiro, ok, va bene, io. Arriva a 90, ok. Ok, vediamo in squadra come funziona. Allora, devo vedere se questo qua... arriva a 96 io. 96, cioè, ovviamente va lui e poi abbiamo riserve, logo qui, perfetto. Ok, 92, io 92 lo botto in mezzo al campo, non è mica male. Ok, sono più che soddisfatto, bene così, avanti Napoli ragazzi, ci vediamo alla prossima live, ciao.